Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del 25° torneo regionale Memorial Giuseppe Nicolli, riservato alle rappresentative giovanissimi under 14 delle 9 delegazioni provinciali e distrettuali del Veneto. La parola al presidente del Comitato regionale Veneto, Giuseppe Ruzza. Saluto i presenti, cominciando da Roberto Volpe, General Manager, direttore, amministratore delegato del villaggio Marzotto, che ospiterà tutte le rappresentative. Sono fra rappresentative, dirigenti, accompagnatori, consiglio direttivo, delegati, arbitri, 250 persone circa. È una tradizione ormai classica, è una festa delle delegazioni, dovrebbe essere una festa delle delegazioni, dico dovrebbe perché in rappresentanza delle delegazioni abbiamo un delegato oggi qui, ma sembra che aspettino e che lavorino tutto l'anno esclusivamente per il torneo Nicolli. Ci sta, perché sport è uguale a agonismo, quindi ci sta anche. Noi chiaramente non sopporteremo atti che non siano nell'indirizzo del vero fair play, del vero rispetto, e quindi staremo su questo molto molto attenti, anche perché questo va a rispecchiare la figura di Beppe Nicoli, che è stato presidente per 2 mandati. Purtroppo il secondo non è riuscito a concluderlo perché è mancato prematuramente. Era una figura molto apprezzata, ammirata. Era una figura, oserei dire, per chi l'ha conosciuto, unica. Io posso parlare con cognizione di causa, l'ho conosciuto molto molto bene. Abbiamo passato molte giornate assieme, molte situazioni assieme, e quindi dico che l'ho conosciuto sotto ogni risvolto. Persona dolcissima sotto l'aspetto umano, disponibile con tutti, ma determinata, persona altrettanto determinata sotto l'aspetto istituzionale. Io mi ricordo le lotte che lui ha fatto quasi da solo contro, lui li definiva, i romani, e quindi era un antesignano, diciamo, non politicamente, ma era un uomo del fare e non del dire, e noi speriamo di aver appreso qualcosina da lui, anche se non ovviamente tutto, perché era impossibile. La gratificazione più grande di questo torneo ricorrente è la presenza sempre dei suoi familiari. Prima c'era la moglie che veniva con la figlia, ora la moglie non c'è più, ma la figlia non manca mai. E il bello è che la figlia viene con le 2 figlie, quindi con le nipoti adorate di Beppe Nicoli. E non mancano mai, è vero o no? Perché se viene una viene anche l'altra. Proprio ci avevano chiamato perché doveva venire la mamma con la più piccola, e invece ci ha chiamato stamattina, poco tempo fa, che viene anche la più grande, torna apposta dalla Sardegna per essere al Memorial Nicolli. Quindi di questo noi siamo orgogliosi e contenti, perché vuol dire che non è ancora un torneo desueto, ma è un torneo ancora che vuol dire qualcosa. Noi ci emozioniamo sempre e siamo contenti che si emozionino anche i loro familiari, e niente, un in bocca al lupo a tutte le delegazioni che, come dicevo prima, si stanno impegnando a fondo perché questo torneo lo possono vincere, insomma. Quindi abbiamo già concluso la prima giornata con dei risultati che tutto sommato rispecchiano un po' i valori dell'anno scorso. Noi abbiamo anche trovato il modo, perché è indubbio che abbiamo delle delegazioni più corpose rispetto ad altre che hanno meno società e quindi meno possibilità di scelta. Noi abbiamo deciso che per le delegazioni piccole possono convocare 3 giocatori per società, quelle più grandi 2 solo giocatori per società.
Quindi le 4 grandi sono Verona, nell'ordine Verona, Padova, Vicenza, Treviso, tutte le altre 5, Venezia, Bassano, San Donà, Belluno e Rovigo, sono considerate un po' più piccole, quindi abbiamo fatto questa scelta. Il torneo si svolgerà nel San Donatese, noi alloggeremo, come detto, al villaggio Marzotto, e ringrazio Roberto Volpe, che è l'amministratore delegato della struttura e non solo di quella struttura, per l'ospitalità, per la pazienza che ha avuto con Roberto Mamerti, soprattutto, che cura i rapporti appunto con il nostro vicepresidente, che cura i rapporti con la struttura. Abbiamo scelto, come l'anno scorso, vero Dino, i mezzi di trasporto che sono della ATVO, quindi stiamo in zona, che è il trasporto del Veneto orientale, anche perché ci ha fatto effettivamente il prezzo migliore. Quali sono i campi coinvolti? I campi coinvolti, adesso ti passo la parola al vicepresidente Roberto Mamerti. Perfetto, per l'organizzazione. È casa sua e quindi i campi li ha scelti lui. Sì, allora il presidente diceva che c'è stato già un turno. Il primo turno si è svolto praticamente in itinere presso una delle 3 delegazioni che fosse stata più vicina come raggiungimento delle altre 2 delegazioni. E passiamo invece alle gare che si disputeranno a partire dal giorno 19, venerdì pomeriggio, e siamo precisamente nei campi di Musile di Piave, nei campi di San Stino di Livenza e nel campo di Meolo. Meolo è un po' una new entry per quanto riguarda il torneo Nicolli e ci ha dato la conferma, perché appunto è un punto dove le delegazioni arrivano attraverso l'autostrada ed è vicino al casello, per cui abbiamo tentato anche di trovare la comodità assoluta perché i ragazzi non perdino tempo e che non si affatichino troppo. Gli altri campi poi a disposizione, oltre che a San Stino di Livenza e Musile di Piave, c'è anche Jesolo Lido e saremo al Picchi. Purtroppo però, essendo la domenica 21 una giornata di campionato normale, non abbiamo trovato disponibilità in tutti i campi, anche se tutte le società interpellate si sono dimostrate subito molto disponibili ad ospitarci. Ci dispiace per lo Jesolo che non siamo riusciti a fare la finale lì domenica pomeriggio, ma perché? Perché lo Jesolo ha già vinto il campionato e domenica ha proprio in programma un po' di festicciola, la chiamano così. Tra l'altro eravamo anche invitati, ma siamo un po'. E allora abbiamo spostato la finale in quel di Musile di Piave, che è un bel impianto e che pieno di spogliatoi, quindi senza problemi appunto di spazi, e che è orgoglioso di ospitare la finale del torneo Nicolli. Questo anche perché facendo così siamo fuori dal casello. Ecco, sì, facendo questo, per terminare un po' il discorso organizzativo, Musile di Piave è molto vicino al casello sia di Meolo che di Noventa di Piave, per cui dopo le delegazioni evitano tutto il traffico che ci potrà essere in quel weekend proprio su Jesolo Lido, che ha già cominciato ad avere notevoli frequenze. Come sarà il meteo? L'avete già guardato? Il meteo è buono, Bene. il meteo è buono. E anche un po' di fresco non fa male, perché tutto sommato penso che i calciatori, i ragazzi possono trovare un clima adatto. E come diceva il presidente, c'è Dino Tamai che ha curato come al solito in maniera molto precisa e con l'ausilio, con l'aiuto della TVO, il trasporto di tutte le delegazioni, che non è una cosa semplice, perché si parte dal pomeriggio quasi alla mattina del venerdì e poi di conseguenza fino a domenica sera, per cui è tutto un programma già stilato, al quale il consigliere Tamai ha dato un input piuttosto importante, insomma, ecco. Questo è quanto. Dopo direi che per fare una battuta, no? Abbiamo parlato dell'invito dello Jesolo, ma domenica ci sarebbero un sacco di inviti, perché festeggerà
anche la Clodiense che ha vinto il campionato con notevole anticipo, e quindi verrà giù il nostro coordinatore della divisione e del dipartimento interregionale, l'avvocato Barbiero, e ci avrebbe invitato a consegnare la coppa, però credo che noi saremo a consegnare la coppa del Nicolli e non mancheremo a questo. Poi domenica prossima c'è anche l'ultima partita di eccellenza, vero o no, segretario? L'ultima partita di eccellenza con una classifica in particolare nel girone B e anche in promozione, ma soprattutto nel girone B di eccellenza, dove ci sono 4-5 squadre che potrebbero vincere il campionato direttamente. Quindi forse dovremmo anche andare agli spareggi, vediamo un attimo, insomma. Però, ripeto, Nicolli viene prima di tutto. Sì, io volevo ringraziare anch'io il Villaggio Marzotto, come aveva fatto prima il Presidente Ruzza, perché ha dimostrato una grande disponibilità, grande flessibilità con un'ottima organizzazione, il che per noi che siamo sempre sul non preciso, perché le partite possono finire in anticipo o anche un po' in ritardo, dico che questa per noi è una grande cosa, e grazie ancora al villaggio e al qui presente direttore Roberto Volpe. Se vuole dire qualcosa anche lei, direttore, a noi fa molto piacere. Ma intanto il fatto, ricordiamoci, ci siamo lasciati 7 anni fa ed è bello per noi ritrovare gli amici della federazione. Sono stati anni un po' particolari, c'è stato di mezzo il Covid, tante cose. No, probabilmente questa volta credo sia uno dei momenti più belli, perché in contemporanea a questi oltre 150 ragazzi da noi c'è una importante manifestazione di power chair, hockey in carrozzina, ci sono la nazionale italiana, la Svizzera e la Finlandia. Ricordo che è uno sport dove c'è il più alto livello di disabilità che si può vedere nello sport, e quindi credo sia anche bello che i ragazzi che hanno la fortuna di essere, come si dice, normodotati, e quindi avere tutte le fortune del mondo, possono confrontarsi con dei ragazzi che fanno al pari di loro sport con grandi difficoltà, perché potranno vedere che livello di disabilità questi ragazzi fanno sport. Qui ci saranno ragazzi che hanno distrofie muscolari e quant'altro, e che hanno lo stesso spirito agonistico di loro che vanno a correre nei campi del San Donatesi. Quindi credo sia un bel incrocio, spero che ci sarà l'opportunità che qualcuno di loro si fermi a vedere qualche spezzone di partite, perché credo che sia oltremodo educativo e forse faccia bene anche a loro capire quanta fortuna hanno. Questo è uno dei problemi dei ragazzi di oggi, che spesso non sono consapevoli della fortuna che hanno, sia nell'essere all'interno di contesti di questo tipo sportivi di valore, perché alla fine sono dei ragazzi selezionati, dovrebbero essere tra i migliori, però potersi confrontare con chi è meno fortunato credo sia così un momento che, proprio per i valori che ha lo sport e il calcio stesso, credo sia un momento significativo. Quindi sono conciliati due eventi che mettono insieme sicuramente valori importanti per entrambi. Sono d'accordo, molto bella. No, ma bella opportunità. Credo che il Villaggio Marzotto eccella in questo, perché noi siamo stati testimoni diretti diverse volte su, ad esempio, abbiamo visto delle gare di calcio credo per mesi e mesi. Noi abbiamo avuto una foto di un'azione, non so se te la ricordi, quella in rovesciata, che è una foto di una comunicazione incredibile della forza, della tecnica e delle difficoltà messe assieme, ma di una bellezza unica. L'abbiamo avuta anche sul nostro sito per lungo tempo. E quando si parla di disabilità, è un messaggio che vogliamo lanciare, grazie Roberto di aver davvero ricordato questo, e noi invitiamo, credo che una delle cose più significative e più importanti per la nostra società sarebbe quella, parlando del calcio integrato. Il calcio integrato ha bisogno di pochissime regole, solo una in particolare, o due: decidere quanti, come diceva Roberto, normodotati e quanti, permettetemi di chiamare così, insomma, con difficoltà, e che assegnare il gol, che è
l'ultimo atto di una gara debba essere sempre il ragazzo con difficoltà, mai il normodotato. Questo è di estremo insegnamento per i nostri ragazzi. Tutte le società che lo fanno sono entusiaste di questo, perché capiscono effettivamente cosa vuol dire essere un po' diversi. Quindi noi siamo orgogliosi, insomma, di questo connubio, di questo dinamica. È da vedere, perché poi tra l'altro è una cosa che non si vede spesso, ma vedrete un livello di agonismo. Cosa fanno anche loro fine settimana? Tutta la settimana. Tutta la settimana. Sì, anche perché quando devi organizzare solo una partita di allenamento, questi ragazzi che hanno bisogno di sollevatori, c'è gente che ha distrofie. Domenica, se io vengo, riesco a fare un po' di... Allora, loro fanno le finali, se no gliele mando un po' di filmati. Grazie, allora, sì, che sarebbe... Domenica 21 vanno via, quindi finiranno credo domenica mattina, sabato faranno, cioè Italia, Svizzera e Finlandia. Che bello. Che la Svizzera è terza nel ranking. E la Finlandia, la quale gli azzurri, cioè la Svizzera nel ranking mondiale è terza, quarta l'Italia, quinta la Norvegia, e il villaggio è per gli amici del Power Changers è Casa Italia. Loro lì hanno Casa Italia proprio, sì, dove ci sono delle camere. Come il villaggio oggi è in grado di accogliere in posti accessibili oltre 180 ospiti con disabilità in termini di posti letto. Abbiamo appena avuto il 6° ritiro della GSPD, che è il gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa, dove ci sono tutti gli atleti paralimpici che sono eroi sostanzialmente di guerra. E 15 giorni prima avevamo avuto la FISPES, che hanno fatto il torneo, hanno fatto un evento europeo di atletica leggera al Picchi, quindi venivano da tutto il mondo, e in più all'interno di questo c'è stato il primo torneo in Italia dei gruppi sportivi paralimpici dell'esercito del mondo. Erano 10 nazioni, tra cui Brasile, Etiopia e altri. Quindi per noi la disabilità è la normalità, quindi forse sono più disturbanti i normodotati che i disabili. Di sicuro. Però credo sia bello che i ragazzi vedano, si fermino magari 10 minuti a vedere, credo sia, ripeto, molto educativo, perché ci si rende conto, a parte che sono di un agonismo devastante. Sì, li ho visti a Piancavallo, c'è stato un camp quest'estate, pazzesco, incredibile. Proprio a Venezia, che sono i vivi. Davvero? Sì, a Venezia. I Black Lions, è vero? Il portiere di Casale Sussi. È vero, i Black Lions. Sì, invece avevo conosciuto i romani, erano lì. Sì. Bello, molto bello. Bene. La prima partita di calcio in carrozzina per disabili è stata fatta, il primo campionato italiano è stato fatto al villaggio Marzotto 2 anni fa, dopo che, vi ricorderete, a Sanremo era stato con Ibrahimovic, il capitano della nazionale, sul palco aveva fatto, e hanno fatto la prima Coppa Italia, il primo campionato italiano l'hanno fatto al villaggio, il primo campionato è stato fatto proprio al villaggio. Poi questi giocatori sono anche quelli che fondamentalmente giocano a calcio. Bene, molto interessante. Ma mi velocemente, anche perché non è che devo dire tantissime cose sull'aspetto organizzativo dei bus. Volevo solo aggiungere che forse magari non è stato detto che noi facciamo 4 giornate, una l'abbiamo fatta itinerante perché così tutte le delegazioni si incontrano fra tutte quante, quindi nell'ottica del risparmio abbiamo scelto di fare una giornata itinerante, quindi nell'ordine della vicinorietà tutte le rappresentative si sono recate nei 3 campi del Veneto, e così siamo riusciti a fare che tutte le squadre giocano. I bus sono 4, quindi partiranno da tutte le sedi delle delegazioni, poi per i 2 giorni con 3 bus, sempre nell'ottica del risparmio, riusciamo ad andare su e giù e riuscire a portare tutte le squadre dai campi da gioco al villaggio. Tra l'altro in questo sport qui... Lui faceva parte appunto di quel gruppo che dovremmo andare a vedere. Perché in questo sport qui che accennava il dottore c'è un ex arbitro di Treviso, Max Dotto, che è molto attivo anche su Facebook, che fa l'arbitro di questo sport qui.
e ho apprezzato molto questa cosa qua. Io mi farò promotore con il nostro mister, il nostro selezionatore, perché lo dica ai ragazzi, appunto troveremo lo spazio, il momento per assistere, deve essere una cosa... O quando si allenano, o quando giocano, 10 minuti è utile per quello che pensa, perché un conto è parlare, un conto è vedere. Certo. Ah sì. Allora, Bene. adesso se mi è permesso volevamo così consegnare il distintivo della Federazione Italiana Gioco Calcio a Roberto Volpe. Grazie. Perché ricordiamo dei bei momenti interrotti in parte dal Covid, in parte da altre scelte, perché giustamente le delegazioni vogliono anche loro la loro visibilità e altre location desiderano confrontarsi con questa. Però voglio dire, come diceva Roberto prima, Roberto Mamerti, la disponibilità che ha dimostrato il Villaggio Marzotto credo che in altre strutture non l'abbiamo trovata, quindi grazie e complimenti Roberto. Noi. Grazie del pensiero. Bene, io direi che abbiamo concluso. Buon Nicolli a tutti. Buon Nicolli.